Les nouvelles cousines, les poissons, mange corazon, nananana. Collegandomi a un'affermazione che feci in un vecchio video dove spiegavo che il sistema sanitario non esiste più e i trucchetti che hanno imbastito per far sì che fosse ufficializzata questa sua scomparsa senza che la gente ne avesse a male, aggiungere un'altra cosa importante, che nei rari casi in cui dopo mesi e mesi ti danno l'appuntamento e te lo danno il giorno prima per il giorno dopo, ok? Quindi ti chiamano al pomeriggio e ti dicono domani mattina c'è questo appuntamento qua in una città a 40 km di distanza. Questo perché molta gente per lavoro, per impegni non può disdire gli altri impegni e quindi salda la visita. Sono geniali, cazzo, geniali. No, vabbè. Cazzo fanno? C'è nel parco, c'è il divieto di andare in bici, sti qua c'è un quel camper, cioè si sta scopando il parco praticamente. Upgrade di Pulmin, questo ha l'alimentatore da 64 watt, quindi mi tiene meglio le cose in carica contemporaneamente, perché altrimenti può succedere che saltano i dischi. Il punto è adesso andare là sotto e togliere tutti i cavi, è un casino. Va bene, dai, adesso faremo. Il senso di questo video semplice è che se hai tante cose attaccate a un hub USB, soprattutto degli hard disk, non possono andare contemporaneamente solitamente perché l'hub non è alimentato, ossia non ha l'alimentatore attaccato al 220 che gli dà un'alimentazione aggiuntiva e pertanto pesca solo dall'alimentazione della porta USB che è minima, è 2 ampere qualcosa. A me piace fare queste cose a distanza di tempo perché trovi sempre un qualcosa da sfoltire, da togliere, da fascettare meglio, da ottimizzare, da sistemare, da ordinare, da pulire. Tu mi dirai, Singano, qual è il senso di questo video? Non lo so, trovalo tu, tipo Vasco Rossi che vuol trovare un senso a questa storia. E Luco, quel discorso che ha fatto i miliardi, prova a guardare anche a te stessi buoni tirare su dopo anche. Ragazzi miei, che mega caplatura. Aspetta, se io fare il senso perché qua Alessia che dorme, ma tu capio? Ne sono molto soddisfatto, a breve cambierò quello, perché quello è vecchio, è un USB-C al quale va attaccato tutto, fa da base. Mi ci vuole un Thunderbolt 4 che l'ho già messo nel carrello su Amazon, in modo tale da avere il massimo la velocità tra il Mac e le periferiche. Che cazzo di ponti che ti fanno fare i navigatori Google Maps, ti odio. Dai, veloci che non mi casca tutto, oddio buono. Mamma mia, aiuto, 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 aiuto. Aiuto, 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 veloce, 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 veloce. Vai in figa Google Maps, ti odio, Google Maps, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio, ti odio e ti odio tantissimo Google Maps. Ma veramente proprio, mona, Dio caro. Porca troia. Ugan, scurnacchia, yam. Vieni avanti, Singano, vieni avanti, prego. Vieni avanti, avanti. Guarda che bello. Aspetta che effetto... Ragazza, ti faccio una cosa veloce perché non a tutti interessi, sicuramente però quelli della mia età sì. Francesco, che fa l'account manager su eBay, ha in vendita le tavole originali di Braccio di Ferro, di Felix, con tutte ancora con le fatte a china proprio, cioè non sono stampe, ok? Sono i disegni proprio, con le bozze. Fammi vedere quelle prima, cioè fammi vedere, fa che veda il tu qua, quel qua matita sotto dove sì, ieri. Questo sicuramente. Sì, quel col tipo qua faccia strana. Esatto, questo mi ricordo. Okay. Vedi che il tipo, vedi, è lo stesso, sono venuto a sapere, c'è quello che fa Braccio di Ferro, anche Coso, Geppo, Felix, è lo stesso disegnatore, lo stesso fumettista. Vedi, lui faceva la bozza a matita, poi probabilmente con una lastra di vetro con sotto una lampadina, sì, esatto. Dall'altra parte, come facciamo noi quando copiamo i compiti di grafica a scuola,
passa con la china, però è Tanto che lui faceva tutto a mano. pazzesco. E questo mi diceva Francesco, cioè effettivamente è strano da vedere, è tutto scritto a mano, non è un font. Esatto. Guarda che roba, pazzesco. Un talento puro. Sì. Ne vedi tu, mi e Francesco che andiamo a parlare con i clienti fuori in giro, no, non te ne vede. E ora guarda il Marcus Caldogno che apprezza anche lui questo storico momento. Io adesso voglio farti entrare in questo momento che sta vivendo il Marcus Caldogno, ok? Dove tu, che da bambino leggevi il Braccio di Ferro, guarda qua, ok? Stai prendendo in mano gli originali, cioè le bozze fatte a china dal disegnatore del Braccio di Ferro, cioè non è una cosa strana, non so come dire, me guardo le tartarughe ninja con quel che l'ha disegnato tartarughe ninja, prova a entrare in questo momento, guarda e entra, Quelli sono cartoncini fatti appositamente. toccalo piano, apprezza, fai vedere come apprezzi Marco, non è da faccia apprezzante però, cioè. Sono Ho capito. estasiato. Ma è più da youtuber, cioè siamo comunque su YouTube, voglio dire. Guarda che vedo fuori. Sì, lo so, immagino. È qui qua. No, troppo serio, vedi? Si Per vede- quello non saremo mai dei si vede youtuber che, noi. Il fatto che abbia Sì, fatto ma una parte molto dovevi scura, essere più scioccato, più scura, sconvolto. quindi è riuscito a passare, quindi. Cioè, questo dimostra l'autenticità, questa cosa qui. E beh, grazie al Adesso ti dico un'altra Perché chicca qua c'è ancora. una correzione, qua vedi che c'è il Sì. più bianco. Deve aver corretto qualcosa qui, tipo la forma scritta, che poi l'ha rifatto sopra, Ah, È appunto, tipo il bianchino questo è. ah. ma adesso ti dico la chicca. Aspetta che dice la chicca. Ascolta anche a te, Io- chicca. io- No, ma rendete conto che è fortunato che sei a sentire ste robe. La vignetta. No, ho sbagliato. La vignetta. Sì. C'è uno in buono. Ecco qua. Attenzione che c'è. Le vignette sono scritte giuste. Ah, la Ma questa scusa. non è stampa, questa è scritta a mano. Che qua è tutto, è tutto un collage qua. Ah. Perché questa qua era questo è proprio la tavola che andava dentro sulla macchina. Che figata, ragazzi. Cioè, è bello da bambino, cioè da ex bambino, cioè magari bambino tuttora, però da ex bambino che leggeva i fumetti di Geppo, Braccio di Ferro, eccetera, vedere adesso, aspetta che lo tocco, ecco qua, come quella volta che ho toccato l'Oceano in Scozia, e toccare con mano la parte dietro le quinte della storia che mi ha fatto crescere, è veramente strano, è un'esperienza strana, cioè non dico assurda, nulla di sensazionalistico, però è veramente strano. Esatto. Tipo Tico te va a trans. L'è strano? Sai manco perché altra gente sei strano? Sapevi che la Burago adesso è cinese? Ma era italiana prima, Francesco? Ormai non è più niente di italiano, anche la Ducati non è più italiana, o sbaglio? O appartiene alla Lamborghini? Non lo so questo. Boh, casino. C'è la Burago. Che so che tutti fa come youtuber, fai collaborazioni, no? Ora gli ha fatta Ducati Street Fighter in collaborazione con la Lamborghini, una merda di moto. Cioè merda, con tutto il rispetto, quasi 200.000 euro. Ah sì, era là, questa è una di quelle storiche a Milano, Sì. Italia. E questo, adesso voglio fare riaffiorare un po' di ricordi. Guardate i cerchioni, perché noi stiamo discutendo tra virgolette, noi che siamo di sbaruffar, sul fatto che secondo me una volta tutti i modulini e la Burago avevano le stesse ruote, con lo stesso cerchio, che sia Mercedes, Ferrari o Fiat 500, tutti avevano lo stesso cerchio. Però queste erano quelle bene o male della mia epoca. Queste qui con scritto Street Fire sono quelle nuove, e vedi, quelle nuove hanno tutti i cerchi diversi. Guarda la Bugatti che ce li ha diversi, la Ferrari ce li assimili a quelli della Ferrari, vedi? Però vienimi incontro, cioè non vienimi incontro nel senso dammi ragione se non la ho. Una volta non erano tutti questi cerchi qua, e tu? Fammi sapere. Ah, guarda qua, collegandomi la mia macchinetta dell'ozono, che è un'ottima macchinetta per carità, c'è scritto fatta in Italia, giustamente nei commenti su Amazon gli acquirenti sono un po' insorti della serie, hanno detto no, fatta in Italia è un cazzo, è fatta in Cina, casomai studiata in Italia, come anche le Burago, vedi, ci mettono questa bella bandierina Italian design, però poi è fatta in China. Guarda che Sì, roba no, che là. ombra rossa, La ombra rossa. esposta China dell'epoca, vedi tu? No, Certo. questo è giapponese. Esposta già, ma è più bello di esposta China. Il cadavere di Aldo Moro sul Corriere della Sera. Cavoli. Devo tirarli fuori perché Tiri su in telegiornale, che schifo.
Che macabri che ho. Francesco ci sta facendo vedere i suoi giocattoli. Tu sei qui seconda il buono e il cattivo che fa tutta storia di suoi giocattoli. Guarda in che bei posti che mi portano i miei amici. Sì, non vedi niente, ok, perché c'è la tipicità della nebbia non solo veneta, cioè c'è proprio una nebbia parana della pianura che arriva fino in Friuli, e qua siamo in Friuli, non te vedi niente neanche qua, quindi non so dove che siamo di andare. No, nel senso che magari non siamo di andare a casa di qualche duni e buoni anche ad offendersi e chiamare e guardie. Ah no, è un agribirificio, manco male. Gli anni d'oro del grande Real, gli anni di Epidei, l'Albal, gli anni delle immense compagnie, gli anni in motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers come Gis, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo, siamo qui noi, siamo qui noi. Stessa storia, stesso posto, stesso bar.